Ancora fumanti lunedì mattina i 4.000 metri quadrati della Ceccato Recycling di Castelfranco Veneto, nota azienda specializzata in smaltimento e recupero di rifiuti. Il rogo che l'ha coinvolta si è scatenato sabato mattina e le fiamme hanno avuto così facile presa sul materiale stoccato che si è levata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per avere ragione dell'incendio. Il timore prioritario era quello che i detriti incendiati emanassero sostanze tossiche in atmosfera, pericolo scongiurato secondo i risultati delle analisi effettuate dai tecnici dell'ARPAV. Per precauzione la popolazione nel raggio di 1 chilometro dall'incendio è stata invitata a rimanere in casa con le finestre chiuse. Altro pericolo era quello delle esplosioni, data la natura del materiale in deposito. Sono state sentite parecchie deflagrazioni provocate dall'impatto del fuoco con oggetti esplosivi. Per agire in tranquillità è stata disattivata anche la linea elettrica a 130 volts che passa in zona. Ancora da definire le cause del rogo che hanno provocato danni per 8 milioni di euro. Un monitoraggio dell'atmosfera sarà replicato dagli esperti dell'ARPA per assicurarsi che non vi sia inquinamento ambientale. La fabbrica sorge molto vicino all'ospedale di Castelfranco Veneto.